Un ideale passaggio di consegne nella gestione diretta dell'esecuzione di opere di importanza strategica per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana tra l'ex struttura commissariale emergenza Covid-19 della regione siciliana e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. È stato questo il senso dell'incontro programmatico che si è svolto nella giornata di ieri presso i locali dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento tra una commissione di funzionari e tecnici del Dipartimento regionale della pianificazione strategica diretto dall'agrigentino il dirigente generale Salvatore Iacolino e il management dell'ASP guidato dal commissario straordinario Mario Zappia, secondo un preciso piano di rientro in ordinario delle attività di realizzazione e adeguamento di importanti opere sanitarie in Sicilia previsto per le aziende sanitarie dell'isola. Dopo lo stato emergenziale dettato dal Covid-19, l'esecuzione di alcuni interventi in itinere in provincia sarà progressivamente governato dall'ASP di Agrigento sotto il profilo gestionale, tecnico e amministrativo. Si tratta di lavori di importanza fondamentale come l'ammodernamento, l'ampliamento dell'area emergenza-urgenza degli ospedali di Agrigento e Sciacca, il potenziamento delle terapie intensive dei 2 nosocomi con l'approntamento di 8 postazioni di terapia intensiva e 12 di subintensiva sia a San Giovanni di Dio di Agrigento che al Giovanni Paolo II con 4 di terapia intensiva e 8 di subintensiva. Il passaggio delle consegne e delle competenze è finalizzato ad agevolare il superamento di alcuni impedimenti tecnico-amministrativi che precedentemente erano emersi. Siamo fiduciosi di poter dare un nuovo impulso all'andamento degli interventi e alla ripresa dell'attività di cantiere. Questo è il commento del commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia. Mentre il dirigente del Dipartimento regionale della pianificazione strategica Salvatore Iacolino ha affermato dicendo: ieri è stata la prima tappa ad Agrigento, poi il passaggio a Caltanissetta, presente anche l'ASP di Enna per portare a compimento le progettualità relative all'area di emergenza-urgenza con l'attivazione dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva e il potenziamento dei vari pronti soccorso in relazione alle esigenze delle comunità locali. E questo, termina Iacolino, l'obiettivo dell'assessorato è quello di completare entro il prossimo 20 giugno 2026 gli interventi previsti anche attraverso una rinnovata programmazione in linea con le esigenze che registreremo nel corso degli incontri organizzati in tutta la Sicilia.